Gudmundsson cerca il post basso da parte di Dejan Kravic, su di lui Parks, Kravic inerpica un pallone difficilissimo. Granger vuole il pick and roll verso sinistra da parte di Mitchell Watt, va andare fino in fondo col cameriere Jason Granger. A Milano-Brescia e Pesaro-Varese, e poi giovedì 16 per quanto riguarda questo incontro, e anche Moretti. Ora Parks nell'angolo, mette palla per terra, va fino in fondo Parks, appoggia la tabella, 19-2, una macchina. Granger con Watt, Spissu è il terzo uomo per Watt che senza palleggiare un passo vicino alla tabella. Abdurrahman, pick and roll con Totè, ora lui andare fino in fondo contro Tessitori, segna i primi due della sua partita. Muhammad Ali Abdurrahman, in forte dubbio anche la sua presenza per la Coppa Italia di settimana prossima. Gudmundsson per Abdurrahman che non ci pensa su due volte e spara ancora la bomba da tre. Spissu, pick and roll laterale con il newyorkese, ancora Spissu, arresto dalla lunetta, passo d'avvicinamento, la magata di Marco Spissu. Rivediamo invece il gran canestro di Spissu, prova lui la penetrazione, finta di passaggio, Parks mette palla per terra contro Citam che tiene il primo passo da parte di Parks che poi si avvita. Rigustiamo proprio l'avvitamento di Parks, si poteva fischiare anche fallo di meno 12. Pesaro che recupera palla ma solo per un attimo, qui troppo veloce Abdurrahman a cercare i compagni. Parks a chilometri di spazio da 3 punti. Watt vuole palla sotto le planche, finta e va fino in fondo a schiacciare, flyby e a una mano Watt. Finta su Parks, però circunnaviga l'area senza creare in realtà nulla di importante. Tambone si inchina di fronte al Taliercio, gran canestro di Tambone in tuffo che tocca quota 21, seconda tripla del newyorkese. Abdurrahman schiacciato a terra per Totè che subisce fallo e vola e ci pensa Leo Totè, gran passaggio di Rahman. Spissu, finta di andare da Parks, ora ci va davvero dall'americano. Parks a sportellate, appoggia un altro canestro al vetro, torna dal numero 11 maglia oro granata. Spissu, 11 secondi a disposizione dell'attacco di Venezia. Willis, arresto, tiro da 3 punti, Derek Willis, tocca quota 12 ed ora sentite gli applausi del Palasport Taliercio che torna a vedere una vittoria, la prima targata Nevan Spachia.